Saracinesca forzata e un'auto, rubata poco prima a Casier, usata come ariete per sfondare la porta d'entrata. Un vero e proprio assalto alle 3 della notte scorsa al supermercato Famila di via Sant'Antonino a Treviso. In azione 2 uomini incappucciati che una volta all'interno hanno riempito di telefoni cellulari e profumi alcuni carrelli, caricandoli poi su un furgone. Il blitz è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Nel giro di 5 minuti si sono dileguati sul posto vigilanza privata e polizia. Al vaglio della scientifica anche alcune macchie di sangue. Ha tentato di compiere un furto nell'abitazione di un suo conoscente, un 48enne di Casale, ma non l'ha fatta Franca, un 51enne piemontese residente a Quarto d'Altino, scoperto dal padrone di casa. Tra i due, ieri pomeriggio intorno alle 16:30, è nata una violenta colluttazione. Per guadagnarsi la fuga, il 51enne ha preso a pugni il 48enne, che nel frattempo aveva chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati in tempo per individuarlo e arrestarlo. Addosso aveva anche un coltello a serramanico. Atti di autoerotismo di fronte a una signora che stava facendo ginnastica agli impianti sportivi di Asolo. Al termine di una breve indagine, i carabinieri hanno denunciato un 60enne romeno che abita nel comune. L'uomo era stato sorpreso a esibire le parti intime davanti alla malcapitata, che aveva immediatamente chiamato il 112. Furto da almeno 50.000 euro alla ditta Gist di Riese Pio X. Nella sede dell'azienda di via Balangate, nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno forzato la porta d'ingresso, entrando nel magazzino e portando via centinaia di capi, in particolare abbigliamento da ciclismo e fitness. Prima si erano premuniti di scollegare l'elettricità, le telecamere e il sistema d'allarme collegato a internet. La scoperta del colpo solo ieri, indagano i carabinieri.